Dopo l'interruzione natalizia riprendono i cantieri sulla rete autostradale ligure. Grazie al piano di alleggerimento dei lavori, infatti, dal 19 dicembre fino al 6 gennaio sono stati rimossi i cantieri maggiormente impattanti. Ora, dal 7 gennaio al 2 aprile, si attiverà l'ultima fase di ammodernamento della galleria Fornaci lungo l'autostrada A10 nel tratto compreso tra gli svincoli di Spotorno e Savona in direzione Savona. La rimozione del cantiere, necessario e improrogabile, è prevista prima dell'inizio delle festività pasquali, ma nel periodo indicato sono attesi forti disagi alla circolazione a causa di uno scambio di carreggiata con la chiusura del tunnel in direzione Savona. Gli interventi sulla galleria opposta, quella in direzione Ventimiglia, verranno invece effettuati all'inizio di gennaio 2027 per concludersi entro la Pasqua successiva. In questo 2026 proseguiranno poi altri interventi lungo la rete autostradale ligure. Sulla A6 Torino-Savona continuano le attività di consolidamento strutturale e di adeguamento sismico su viadotti e opere di sostegno. Sulla A12 e sulle diramazioni sono invece previsti lavori di riqualificazione delle barriere, interventi su viadotti e svincoli e il proseguimento del potenziamento delle interconnessioni con la A15. Per la trasformazione da provvisorio a definitivo del casello di Ceparana in provincia della Spezia è prevista la chiusura dello svincolo in uscita da Livorno fino al 28 febbraio e di quello in entrata fino a fine gennaio. Disagi anche sulla A7 con lavori nelle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord, oltre alla riqualificazione delle barriere tra Busalla e Ronco Scrivia. Sulla A12 prenderanno il via dopo le feste i lavori di ammodernamento degli impianti nella galleria Santa Giulia tra Lavagna e Sestri Levante, mentre l'uscita per Chiavari da Livorno resterà chiusa fino a fine febbraio per la riqualificazione delle barriere, una pianificazione complessa che ha l'obiettivo di concentrare le lavorazioni più impattanti nei mesi con minore intensità di circolazione, salvaguardando così il traffico previsto per il periodo primaverile estivo.